buonasera a tutti, benvenuti a quanti hanno scelto questa sera di essere qui in questo luogo, in Casa dello Studente, per poter iniziare con questa iniziativa il mese, possiamo chiamarlo così, della pace, con tutta la serie di appuntamenti che ci porterà poi al 4 gennaio 2025 a celebrare insieme con il Vescovo Corrado la veglia diocesana per la pace. E un benvenuto anche a tutti coloro che attraverso la Tenda TV ci stanno seguendo in diretta questa sera o quanti ci ascolteranno nelle giornate a venire. Abbiamo questa sera con noi diversi ospiti: Laura Stopponi, responsabile del settore Europa e America Latina di Caritas Italiana, e collegato da Gerusalemme abbiamo Monsignor Giacinto Bulos Marcuzzo, vescovo ausiliare emerito del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Con Monsignor Marcuzzo ci lega una particolare amicizia, lo abbiamo sentito nell'intervista lo scorso Natale proprio sulla situazione della guerra in Israele e Palestina. Ci colleghiamo con lui volentieri questa sera per avere un po' di aggiornamenti sulla situazione. Siamo particolarmente legati a lui perché è un nostro condiocesano, è nato qui nella nostra diocesi e dalla nostra diocesi è partito un po' di decenni fa, non diciamo quanti, Monsignore, è partito un po' di decenni fa per vivere la sua scelta vocazionale a servizio del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Grazie quindi a questi ospiti. Vorrei subito lasciare la parola a Monsignor Marcuzzo, perché proprio da quell'osservatorio privilegiato, dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, ci raccontasse un po' com'è la situazione lì, nella guerra che ormai da oltre un anno si sta protraendo, e soprattutto con uno sguardo particolare su quella che è la situazione di Gaza e quindi anche su come la povertà e i più poveri possono essere anche vittime di quello che sta accadendo. Monsignore, a lei la parola e grazie. Allora, la situazione è durata più di 400 giorni. Ci siamo sentiti l'anno scorso, avete organizzato un incontro a Odesso, ricordo bene. La situazione è peggiore naturalmente. Gaza è completamente distrutta, totalmente distrutta. Non rimane più niente in piedi, né scuole, né chiese, né moschee, le costruzioni tutte. La gente è sfollata. 2 milioni di gente sfollata a Gaza. Dove? Chi qua, chi là, chi a nord, chi a sud, chi sotto i ponti, nelle strade, eccetera, eccetera. Nessuno ha la casa sua adesso. Non possono più uscire né entrare. È veramente una prigione a cielo aperto a Nazareth, Gaza adesso. E come vivono? È questo il problema. Molti muoiono di fame, molti sono bombardati, fucilati da cannonate, eccetera. Molti sono feriti e muoiono perché non ci sono medicinali e molti abbandonati così non trovano più sostegno, figli senza genitori, genitori senza figli, senza... È veramente un dramma, un'apocalissi. Dunque, cosa facciamo noi? Il nostro gruppo cristiano, per favore, è ancora là in piedi e intorno alla sua chiesa, alla scuola, alla casa delle suore, alla casa del parroco, sono circa 500 persone che vivono là. Alcune altre 200 vivono dagli ortodossi della stessa chiesa di San Porfirio a Gaza. Ogni 15 giorni adesso, è una cosa bella questa qui, eccezionale un po', da 2 mesi a questa parte, ogni 15 giorni abbiamo la possibilità di far entrare 200 tonnellate di alimentari, di medicine e per altre cose, ma non di soldi e non di altre cose, soltanto alimentari e medicine, anche un po' di strumenti educativi se si può per la scuola dei bambini. È una cosa che hanno ottenuto il Patriarcato Latino grazie all'interesse del nostro patriarca Michel Pisabal, e hanno ottenuto la possibilità di far entrare ogni 15 giorni 7-8 camion pieni di alimentari. Vengono caricati qui a Gerusalemme, vengono sradicati, voglio dire, controllati in Israele, vengono portati, caricati, portati all'ingresso di Gaza
là vengono scaricati, caricati di nuovo, controllati ancora, e dopo c'è un gruppo che li accompagna perché altrimenti sono assaliti. La gente muore di fame e appena vedono che un camion arriva con degli aiuti, assaltano. E questa possibilità è enorme per noi, perché diamo la possibilità di una famiglia di vivere almeno, di non morire di fame. Molte persone sono morte di fame. Quante? Adesso si contano 45.000 persone uccise, più di 100.000, 100, quasi 50.000 dicono i feriti, feriti a causa della guerra, a causa della violenza, ma anche a causa delle mancanze di medicine. E soprattutto 2 milioni di sfollati non sanno dove andare, girano per il distretto di Gaza non sapendo cosa fare e dove andare. Non c'è niente che funziona, meno l'enclave della nostra parrocchia di Latina Cattolica di Gaza, con padre Gabriele e padre Carlos e un padre Joseph, 3 sacerdoti del Verbo incarnato, vivono là, danno da mangiare alla gente, fanno naturalmente il sostegno morale e materiale naturalmente e aspettano che finisca la guerra. Noi vogliamo il cessate il fuoco, e siamo un po' increduli a vedere l'indifferenza, la sordità del mondo intero, della nostra comunità cristiana, anche d'Europa, dell'America, di tutto il mondo. Cosa fanno per fermare la guerra? Fermate la guerra, fermiamoci. L'ONU cosa fa? Le Nazioni Unite cosa fanno? L'Unione Europea cosa fa? Per carità, chiedete cessate il fuoco. Basta uccidere, basta, non serve più niente a uccidere, nessun scopo. E soprattutto vogliamo cominciare dopo un discorso, il dialogo su cosa fare per il futuro. 2 stati, 2 popoli per 2 stati, ciascuno a casa sua, in pace, potrebbero essere luoghi santi, una ricchezza per tutto il popolo qui cristiano e non cristiano qui interessante in Israele, in Palestina, in Libano, a Gaza e in Giordania, dappertutto. Grazie per questo quadro che ci è stato fatto anche dai toni piuttosto drammatici dentro i quali ci stiamo muovendo. Forse non so se è il caso, anche per la delicatezza della posizione in cui vi trovate, di fare delle valutazioni politiche, però certamente ci sono delle attività che il Patriarcato Latino di Gerusalemme, come già lei accennava, sta portando avanti, soprattutto a livello umanitario. Immagino anche dal punto di vista della diplomazia che anche la Santa Sede un po' sia coinvolta e si stia muovendo dentro queste coordinate per cercare di creare quella soluzione di pace. Ma cos'è secondo lei, secondo quello che può dirci, secondo la sua conoscenza, la sua valutazione, cos'è che rende impossibile oggi far cessare le armi? Cosa rende impossibile oggi costruire pace? Quali sono gli elementi che creano? Gli interessi. gli- Certamente. A proposito, non voglio dimenticare che se possiamo aiutare la gente, che costa ogni camion costa tonnellate e tonnellate di alimentari, eccetera, è merito anche della diocesi di Vittorio Veneto e altre diocesi che ci hanno aiutato l'anno scorso, generosamente ci avete aiutato, e con questo aiuto abbiamo potuto mandare camion di alimentari e di medicine a Gaza. A proposito, il patriarcato lo può fare, ha ricevuto questo permesso speciale, e un'altra agenzia Hashemita Giordana può fare anche questo. Altri camion aspettano fuori Gaza, non possono entrare. È una grande ingiustizia anche questa. Migliaia di camion aspettano là fuori Gaza, ma non possono entrare. Con gli aiuti, con i medicinali e con altre cose utili per la vita, naturalmente, non possono entrare. E allora, oltre alla violenza inaccettabile, oltre a questi impedimenti che non capiamo, non siamo capaci di capire perché non lasciano entrare questi aiuti che aspettano fuori di Gaza e vanno male, naturalmente, vanno perdute tutto quel materiale là. Cosa si può fare? Si può fare molto
Beh, prima di tutto non dimenticate mai di pregare. Praticamente dopo, se avete qualche possibilità, chiedete, soprattutto chi è a livello politico, bisogna fermare la guerra, bisogna fermare la guerra, bisogna fermare la guerra. Fermate la guerra. Se possiamo dopo aiutare, non restare indifferenti, non rimanere spettatori indifferenti, insensibili. Voi avete già fatto molto e state facendo anche molto adesso, grazie tanto, veramente grazie, ma non rimanete indifferenti. L'indifferenza è il grande problema nostro, che non sappiamo cosa fare, è difficile fare infatti, però dobbiamo cercare di fare qualcosa, quello che possiamo fare, per non rimanere indifferenti davanti ai fratelli e alle sorelle che muoiono, davanti a noi. Non possiamo accettare questo. Lei ci invitava proprio ora a vincere questa indifferenza e a fare quello che è possibile. Ci ricordava anche quello che è stato fatto grazie anche alla raccolta fondi dello scorso anno, realizzata dal Sì. Centro Missionario Diocesano, dalla Caritas, da altre realtà. Ecco, questa occasione forse è anche proprio propizia per annunciare un po' quello che già il settimanale diocesano anticipava oggi uscendo in edicola, e cioè che avviamo durante questo tempo di avvento, anche quest'anno, qui in diocesi, una raccolta fondi specificamente per l'aiuto a Gaza, attraverso appunto il Patriarcato Latino di Gerusalemme, che come abbiamo sentito ha la possibilità di raggiungere in loco le situazioni, e direi anche le più drammatiche fra tutte le situazioni. Questa idea quest'anno ci è stata rilanciata, Monsignore, da un gruppo qui di Vittorio Veneto che ci ha chiesto: ma quest'anno non facciamo qualcosa per Gaza? Ecco, questo mi fa ben pensare, perché dice che c'è una realtà anche locale che respira questo bisogno di vincere l'indifferenza. Non è soltanto un appello nel vuoto, ma è il sentire anche della nostra gente. E allora non è soltanto una raccolta fondi che indiciamo così perché va di moda, ma è proprio il sentire di questo territorio che vuole essere vicino a Gaza, vicino al Patriarcato Latino di Gerusalemme, e far sentire anche nella concretezza dello spendere qualcosa, di dare qualche offerta, nella concretezza di una vicinanza che è il sapore della fraternità. Un'ultima domanda, Monsignore, Grazie. prima di passare anche a sentire un po' Laura Stopponi, Caritas Italiana, cosa ci aggiunge a questa riflessione. Come vivete la fede in questo momento? Perché pagine bibliche che ci parlano della potenza di Dio, della misericordia di Dio, il Vangelo stesso ci ricorda nel punto suo più alto Gesù risorto che invoca pace a voi. Ma come vivete la fede? Come è messa in dubbio o messa in crisi anche la speranza dentro questo contesto? Cosa vivono i credenti della Palestina, della Terra Santa? Veramente siamo ammirati davanti ai nostri amici, le sorelle e fratelli di Gaza. Il nostro patriarca è potuto andare 3 mesi fa a Gaza, l'unico che è potuto andare, e è rimasto colpito dal fatto che nessuno parla di odio, nessuno parla di vendette, come forse uno si aspettava, qualcuno si aspettava. No, cercano soltanto di trovare la pace, di ritrovare la pace. Chiedono soltanto scuola per i bambini, chiedono soltanto di vivere e di collaborare insieme, eccetera. Ringraziano tanto naturalmente. Vorrei dare un esempio. Della settimana scorsa ero a Jesolo, avevano, adesso a Jesolo c'è il famoso presepio di sabbia, delle statue di sabbia, che ha un contributo molto grande, e hanno deciso la parrocchia, il municipio e anche il centro culturale di Monsignor Marcato di dedicare il contributo di quest'anno alla Terra Santa, a Israele, a Palestina e a Gaza, alla Giordania e al Libano, a questi paesi sofferenti della Terra Santa. È una bellissima iniziativa, bellissima, bellissima. Voglio adesso ringraziarli anche ufficialmente i nostri amici di Jesolo per questa iniziativa, e soprattutto hanno deciso di far contribuire anche gli studenti che hanno mandato una lettera al Parlamento europeo con un messaggio di pace, e chiedono assolutamente il cessate il fuoco e la pace, la pace, pace. Bellissimi. Allora, lei parla di fede.
lasciamo la fede oppure mettiamo la fede con la speranza. Siamo al tempo di Pasqua, di Natale naturalmente, stiamo preparandoci per vivere il Giubileo l'anno prossimo della speranza. Il Papa ci ha indicato nella sua enciclica speranza, la speranza che non delude. Vogliamo vivere la speranza. Come? E questo è il problema. Ci sono segni di speranza? C'è qualche segno di speranza? Voi, per esempio, la comunità internazionale che si sente sensibile a quanto succede, è un segno di speranza. Un altro segno di speranza sono gli abitanti della Terra Santa, musulmani e anche ebrei, naturalmente i cristiani, che fanno raccolte per aiutare i loro amici di Gaza e soprattutto per cercare di collaborare con chi può decidere, chi può fare qualcosa. Altri segni di speranza veramente sono pochi e non vorrei deludervi, ma non vedo tanti segni di speranza nel futuro prossimo. Nel futuro lontano vogliamo credere che assolutamente dobbiamo avere speranza che ci sarà la pace, ma nel prossimo futuro non sappiamo veramente a che cosa aggrapparci adesso. Comunque dobbiamo credere alla speranza, la speranza basata sulla fede, non soltanto in Dio, ma sulla fede anche dell'uomo. L'uomo è buono, l'uomo è capace di pace, è capace di cambiare e bisogna quindi ritornare, se volete, un po' un segno storico, al momento degli accordi di Oslo nel 1993, 94, 95. Ci sono degli uomini politici che hanno sorpassato loro stessi, si sono sorpassati, erano militari, avevano ucciso tante persone, ma a un certo momento si sono accorti che non serviva a niente e hanno sorpassato il loro tempo, la loro vita stessa e hanno deciso di fare la pace, di riconoscerci regolarmente. Ecco gli accordi di Oslo, che sarebbe stato possibile la continuità del loro messaggio, del loro accordo, ma dopo è stato ucciso Rabin e tutto è andato male come non volevamo fare naturalmente. Ma dobbiamo ritornare allo spirito di Oslo. Grazie, grazie anche per queste così indicazioni. Io ho colto con molta sorpresa ma anche con molto gusto il fatto che lei dicesse che anche quando è stato il patriarca Pizzaballa a Gaza non si parla di odio, si parla di ricerca della pace e da un paese ferito, da una popolazione ferita e ridotta ormai al lumicino, parlare di pace e non di odio mi sembra questo davvero un gran segno di speranza. Ecco, forse anche noi possiamo imparare questa lezione di fraternità, di lettura di quelle che sono possibilità positive di costruire un futuro migliore, anziché restare ancorati ai rancori del passato. Grazie. Adesso se vuole rimanere in linea, se deve andare, perché lì siamo con un fuso orario, siamo un'ora più avanti, quindi se desidera anche andare, poi magari avremo modo di scriverci nei prossimi giorni, se invece desidera restare e ascoltare anche il successivo intervento, magari alla fine possiamo riprendere qualche ulteriore domanda. Laura Stopponi. Soltanto Padre Prego. Andrea, voglio ringraziarvi veramente per tutto quello che avete già fatto e tutto quello che state facendo, parrocchie, diocesi naturalmente, enti, agenzie, eccetera. Grazie, grazie tanto per tutto quello. Lo dico a nome anche di sua beatitudine il Patriarca, che adesso è a Roma per il Concistorio dei Cardinali, e soprattutto vorrei fare questo, ringraziare tutti voi a nome di tutti i cristiani, di tutti i musulmani e di tutti gli ebrei che soffrono, sono feriti, muoiono, ma sono là, sanno che molti amici nel mondo pensano a loro. Grazie, 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 arrivederci. Grazie, grazie a lei anche per questa presenza di stasera. Bene Laura, allora torniamo adesso a uno sguardo più situato da un altro osservatorio, quello della Caritas italiana. Ti occupi di Europa, America Latina, ma proprio per il servizio su quella che Caritas chiama l'area della mondialità, cioè l'impegno anche della carità nel mondo.
proprio da questo osservatorio particolare possiamo anche ampliare lo sguardo, no? Abbiamo sentito Gaza con il dramma che rappresenta, come anche in altre parti della Palestina e del Medio Oriente, ma non c'è soltanto questo. Ci sono altre situazioni di guerra, focolai di guerra, che probabilmente ci devono aiutare ad aprire anche gli occhi su quelli che possono essere stili di vita, decisioni politiche, qui chiamo in ballo sia la vita personale di ciascuno, sia anche la governance globale. Ecco, una parola a te per dirci un po' un panorama di quello che è oggi la situazione della guerra e pace. Abbiamo intitolato questa serata Paese che vai in giustizia che trovi, proprio per dirci che non è soltanto qualche punto qua e là dove le cose non funzionano, ma forse c'è una mentalità diversa, uno stile diverso di fraternità da ricostruire. Grazie di essere qui, anche perché oggi hai affrontato il viaggio da Roma con qualche incidente di percorso dei treni, come capita spesso in questi tempi, ma grazie di essere qui e grazie per quello che potrai dirci. Grazie a voi per l'invito. Io ringrazio sempre perché questi momenti sono per noi importanti perché ci fanno fermare, riflettere, mettere insieme le idee, perché per poterle esprimere uno deve un attimino fermarsi e recuperare. Non sono un'esperta, sono un'operatrice che lavora tutti i giorni sui progetti, quindi ho messo un pochino quello che è la mia esperienza, un pochino anche frequentando, forse è meglio? Ecco, frequentando anche luoghi, incontri, gruppi di lavoro si apprende dallo stare con gli altri. Ecco, io vi ho riportato qui delle frasi. Quello che abbiamo sentito da Gaza purtroppo è una punta di un iceberg, di un mondo che è in fiamme. In questo momento, non per scoraggiare, vi dirò un po' di cose che a un certo punto direte, ma forse che cosa sta succedendo? Ma poi la luce ce l'avremo anche in fondo, ma in questo momento sì, è effettivamente un momento drammatico ed ecco perché è importante, quindi ringrazio Don Andrea per essere qua, per parlarne, perché dobbiamo parlarne, dobbiamo essere consapevoli che in questo momento dobbiamo vigilare perché il mondo è in fiamme. Io ho riportato qui delle frasi di Papa Francesco, lo so che è inflazionato, però è uno dei pochi che veramente adesso, soprattutto nel 2024, ha accelerato i suoi discorsi, ci sta sollecitando. E infatti ho riportato 3 frasi, gennaio, settembre, novembre. Come vedete è come un susseguirsi, un dirci guardate che la terza guerra mondiale è a pezzi, lui ne parlava, pensate nel 2015-2016, sono passati quasi 10 anni e si sta verificando, però quello che era una volta i pezzi adesso è diventato quasi, questi pezzi si stanno unificando e quindi la situazione sta diventando molto più difficile. Noi adesso lunedì pubblichiamo questa ricerca che ogni 3 o 4 anni portiamo avanti, una ricerca sui conflitti dimenticati, che parte da degli studi, ci sono tanti centri studi che lavorano proprio sul tema dei conflitti, delle guerre e nella ricerca vedremo che sono tanti i conflitti nel mondo, Gaza è soltanto uno, io oggi non vi parlerò né di Ucraina, né di Terra Santa, né di Siria, perché sono quelle che tutti i giorni accendendo la televisione sentiamo. Vorrei darvi un po' una luce su quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo e come vedete scusate che qua ho le note qui, 52 stati nel mondo, guerre che possono, qui vediamo ad alta, a bassa intensità, sono sempre guerre, è sempre violenza, tanto è vero che abbiamo chiamato ingiustizia perché ci sono anche dei luoghi, non c'è una reale guerra, ma c'è talmente tanta violenza tra i gruppi, tra le comunità che possiamo definirla guerra. Ci sono circa 170.000 morti solo a causa della guerra, il numero più alto dal 2019. È aumentato il numero delle operazioni di pace, è aumentato la spesa militare e poi vedremo come. Questa è una cartina che vi fa vedere che viene preparata ogni anno da questo istituto e attraverso questo indice che viene chiamato Global Peace Index, che attraverso alcuni indicatori identifica quelle che sono le aree dove la situazione praticamente è critica. Come vedete il rosso è proprio dove c'è la guerra aperta, il beige e il giallo dove c'è violenza e guerra. Come vedete
praticamente tutto il mondo, sono le parti celestine e nere che quelle sono un pochino più tranquille, quindi vuol dire che ovunque nel mondo c'è una situazione di tensione. Purtroppo oggi vi dirò tanti numeri, forse sarà un po' faticoso seguirlo, ma dire che sono 300 milioni di persone in questo momento dipendono dall'aiuto umanitario, come Gaza. 300 milioni di persone è come l'Unione Europea tutta intera, più o meno siamo su intorno ai 300 milioni. Quindi un gruppo così, una popolazione quasi pari al 70% dell'Unione Europea in questo momento è nella situazione di Gaza, non di povertà, attenzione, di povertà assoluta, perché si trova in una situazione di conflitto o ormai il conflitto e le conseguenze del cambiamento climatico sfortunatamente si stanno unendo, sono bisognose di aiuto. E il 70%, 74 milioni sono proprio in Africa, dove sfortunatamente praticamente abbiamo anche le crisi in questo momento più gravi. Scusate, ho 2 computer da spostare, ma va bene. E come vi ho messo qui, vedete che sono i conflitti quelli che generano la maggior parte del bisogno umanitario, quindi i famosi aiuti umanitari. Quando parlava Monsignore, il suo nome? Marcuzzo, Monsignor Marcuzzo parlava di acqua, cibo, coperte, tutto ciò che può servire a una persona per vivere quotidianamente. Sono soprattutto i nuovi conflitti in Etiopia, in Ucraina, in Sudan, ma vedremo anche in altre parti che stanno determinando questa richiesta. E purtroppo sappiamo che coloro che subiscano maggiormente le conseguenze del conflitto sono i bambini. Nel 2013 le violenze contro i bambini durante il conflitto hanno raggiunto livelli estremi, con un aumento del 21%. Questo ce lo dice il segretario generale delle Nazioni Unite. I bambini che vengono rapiti, bambini che vengono uccisi, bambini che vengono mutilati, bambini che soffrono un trauma tale che se lo porteranno per tutta la vita. Noi purtroppo le immagini in questi periodi nelle televisioni ne vediamo tanti, ma sappiamo che i bambini e donne sono praticamente coloro che subiscono maggiormente le situazioni del conflitto. E per chiudere, questo però vi ho riportato questo sondaggio perché nonostante il mondo sia in fiamme, nonostante questa tragedia in corso, molti di noi in questo sondaggio che è stato fatto sulla percezione degli italiani considera che la guerra è un avvenimento evitabile, ma ed è anche in grado di citare una guerra negli ultimi anni, però in realtà la vede come un qualcosa che è lontano, forse con l'Ucraina abbiamo un po' percepito più l'idea della guerra, ma ancora non la sente come un qualcosa che in questo momento sta toccando la vita di tutti noi. Tuttavia il 70% vuole potenziare il ruolo delle Nazioni Unite, e questo è un dato molto importante perché spesso le Nazioni Unite adesso sono la bocca di tutti, abbiamo sentito cosa sta facendo la comunità internazionale. In realtà gli sforzi ci sono, gli sforzi sono tanti, ma gli interessi economici che girano intorno a questi conflitti sono così elevati che è molto difficile l'azione sia delle Nazioni Unite che di tutti noi che stiamo lavorando in questo settore. Questo era un po' una panoramica generale, però andiamo a vedere quali sono le altre crisi su cui sarebbe importante soffermarci. Allora, vi ho portato la prima da considerare in termini scusatemi, qui non si muove, anche perché ci sono i dati, è quella del Sudan. Quanti di voi hanno sentito parlare del Sudan adesso, in questo periodo? Il Sudan è un anno, in realtà ne abbiamo sentito parlare tanto nel passato, no? C'era stata tutta la questione il dittatore che per tanti anni ha portato avanti guerre interne e intestine, c'è stata tutta la questione della secessione del Sud Sudan, ma poi si era raggiunto una certa calma, si era raggiunto anche una democrazia, nel senso che la società civile era riuscita a riprendere il controllo del paese.
Un anno fa è scoppiata questa terribile, terrificante guerra che ha portato a più di 12 milioni di persone che sono scappate dalle proprie case, di cui 3 milioni sono andati praticamente nei paesi che vedete circostanti, ma la maggior parte di loro sono vaganti nel paese in una situazione di povertà assoluta. Ci sono praticamente due fazioni, due generali che sono coloro che hanno contribuito a fare venir meno, a fare il colpo di Stato e quindi a far dimettere quello che era, diciamo, il governo di transizione, e adesso si stanno combattendo per cercare di avere il controllo. E per nostra sfortuna, diciamo, il loro diciamo, sono sostenuti da tantissimi stati. Quando il Monsignor Marcuzzi diceva gli interessi, lì abbiamo la Russia, gli Stati Uniti, la Francia, gli Emirati Arabi Uniti, l'Iran, e diciamo, dall'altra parte abbiamo l'oro. Diciamo, il paese è ricco di oro e quindi attraverso l'oro viene finanziato questo conflitto. Aspettate che qui arriviamo qui. Forse sì, perché sennò con tutte e due le mani non ce la faccio, non riesco, perché qui si blocca, lì di là. Ora la guerra, come vedete, ha affamato. Aspetta, no, vai. Ok, ci siamo? No, vai avanti. La prossima, grazie. Vediamo che, diciamo, quello che di nuovo, forse che è ritornato attraverso la guerra, che la guerra non è più una guerra di periferia, una guerra che noi chiamiamo a bassa intensità, ma la guerra in Sudan è stata così drammatica che ha portato praticamente alla distruzione di città, alla distruzione di strutture sanitarie, alla distruzione, diciamo, di tutto quello che può servire alla popolazione per sopravvivere. Per cui ha portato praticamente, come vedete, a 2 sudanesi su 3 senza cure sanitarie, quando è scoppiata una gravissima epidemia di colera e quindi tantissimi sono i morti derivati dal fatto che non possono accedere alle cure sanitarie. Vai pure. La guerra ha inoltre, diciamo, affamato la gente. Quando abbiamo scritto lì 25 milioni di persone colpite da grave malnutrizione, sono persone che stanno morendo di fame. La cifra è talmente grande che tra noi colleghi, l'altro giorno è uscito dal suo ufficio il mio collega Fabrizio, che sta seguendo la crisi del Sudan, e aveva le lacrime agli occhi. Avevamo un colloquio tra le varie Caritas che in questo momento, le poche che stanno lavorando insieme per cercare di portare degli aiuti alla Caritas del Sudan, e la situazione è arrivata a una tale gravità che non si può più nascondere, occorre parlarne, perché non so se vi ricordate, diciamo, la crisi del Darfur, le siccità del Sahel, siamo arrivati a quella, diciamo, dimensione che probabilmente Gaza e l'Ucraina non sono neanche lontanamente avvicinabili a quello che sta succedendo lì. Per cui è la prima crisi in ordine anche poi per noi, perché a differenza a differenza di altre realtà, praticamente non sta raccogliendo fondi. Dei 2 miliardi necessari per una minima parte di intervento, soltanto il 50% è stato recuperato dagli aiuti delle organizzazioni internazionali, quindi non ci sono neanche le risorse. All'interno di questa disperazione però la rete Caritas c'è, la Chiesa c'è, e attraverso gli aiuti che possiamo ricevere dalle persone, ma anche poi da alcune organizzazioni internazionali, ci sono tutta una serie di programmi di aiuti che, come vedete, in qualche maniera cercano di lenire le sofferenze, minimamente, aiuti che arrivano in Sudan, ma che vanno anche in tutti nei paesi, diciamo, che sono confinanti con il Sudan, che per nostra sfortuna sono paesi altrettanto poveri. Se immaginate, il Sud Sudan è uno dei paesi più poveri al mondo, che si è trovato ad accogliere milioni di profughi. Quindi con una capacità, noi ci lamentiamo quando arrivano 100.000 persone, lì ne sono arrivati 1,5 milioni, ed è un paese che già di per sé aveva grandi difficoltà.
Ma passiamo a una seconda crisi. Questo è un altro luogo, io direi infernale, perché è la zona del Sahel. Diciamo, non so se avete, diciamo, se vi ricordate, negli ultimi 2 o 3 anni ci sono stati una serie di colpi di Stato in Burkina Faso, in Mali, in Niger. Tutta la zona naturalmente in difficoltà, ma quei 3 paesi rappresentano una crisi, diciamo, ci diceva il vescovo della diocesi, presidente della conferenza episcopale, è una crisi multidimensionale di sicurezza, umanitaria, sociopolitica, perché lì si stanno scontrando quelli di cui noi adesso sentiamo parlare poco, che sono Al-Qaeda e il gruppo islamico. Hanno trovato quel luogo per scontrarsi e hanno trovato il terreno fertile perché i governi che erano, diciamo, a capo di questi paesi, sostenuti anche da noi, sostenuti dall'Unione Europea, perché erano dei governi stabili, in realtà erano dei governi corrotti e quindi la gente era fortemente scontenta, diciamo, dei propri governi. Quindi sollecitati anche da queste, diciamo, da coloro che volevano far cadere il governo, quindi hanno sostenuto fortemente i colpi di Stato, che poi ha determinato l'uscita della Francia e ha determinato anche l'arrivo della Russia. Quindi questi 3 paesi che si sono staccati da quella che poi è l'unione economica della Confederazione, diciamo, dell'Africa occidentale, e li ha isolati rispetto al resto dei paesi. Ma, diciamo, non possiamo neanche dargli diciamo, del torto, perché comunque la popolazione era fortemente scontenta. Al momento però abbiamo dei paesi poverissimi, paesi dove all'interno c'è una grande violenza, perché comunque questi gruppi terroristici si scontrano. Avete sentito, diciamo, sentiamo ogni tanto di qualche scuola, di qualche attentato, ecco, lì ce ne sono veramente tanti e si sta, diciamo, determinando, l'hanno chiamata la crisi della fame, perché, diciamo, ecco, si stima che circa 55 milioni di persone in Sahel saranno a rischio di grave insicurezza alimentare. L'hanno chiamata la stagione della fame, quindi sfollati, di cui più della metà dei bambini sotto i 2 anni gravemente malnutriti, 10 milioni di bambini. C'è una situazione immensa. A noi interessa molto questa situazione perché poi ci diciamo molti dei migranti che arrivano da quella parte dell'Africa arriva da là. Ed è una zona che non soltanto è sconvolta dalla violenza, ma è sconvolta anche dai cambiamenti climatici, siccità, gravi alluvioni, quindi una situazione che però copre un territorio vastissimo. Queste sono solo 2 delle crisi, perché poi abbiamo il Congo, abbiamo la Repubblica Centrafricana, abbiamo la violenza che sta tornando in Mozambico, ma queste sono le più gravi in assoluto. Però nonostante tutto, diciamo, la Chiesa è molto attiva, le Caritas lavorano molto e hanno, diciamo, coinvolto non soltanto la Caritas, ma la Commissione incaricata del dialogo interreligioso, dei migranti, dei mezzi di comunicazione, hanno lanciato questa iniziativa di pace per il Sahel, la quale ha praticamente individuato 3 aree di intervento, cioè promuovere la coesione sociale, fornire gli aiuti umanitari, mobilitare risorse e promuovere la pace. E come vedete qui potete leggere, fanno tanto. Hanno fatto tanto, hanno organizzato, diciamo, hanno coinvolto persone, hanno coinvolto comunità, hanno provato a scrivere, a pubblicare, a comunicare, proprio hanno creato un osservatorio. Questo per dirvi, non si sono rassegnati alla violenza, ma c'è una comunità, soprattutto una comunità ecclesiale e tanti operatori che in qualche maniera cercano di contrastare questa ondata di violenza. Adesso vi faccio andare in un altro continente, siamo da un'altra parte, non più l'Africa, ma abbiamo l'America Latina. Questo è un altro continente di cui se ne parla molto poco, d'altra parte è così lontano che pensiamo che non ci riguardi. In realtà quello che succede in America Latina ci riguarda strettamente perché è un paese strettamente connesso e riprendendo le parole del Papa quando parliamo della guerra mondiale a pezzi, questo è un pezzetto, dove lì non è proprio la guerra, ma è la violenza, a tal punto le tensioni politiche che hanno determinato una crisi in Venezuela, ma non solo, come vedete vi ho messo anche la Colombia e l'Ecuador, perché le tensioni degli ultimi 10 anni in Venezuela hanno fatto sì che, diciamo,
C'è una massa umana enorme che si sta muovendo e che sta migrando con delle sofferenze diciamo, terrificanti. Io ho visto dei video, ho incontrato delle suore che vengono, che lavorano lì, diciamo, isolate, spesso da sole, e hanno creato una rete di case di accoglienza nei posti più sperduti e raccolgono, diciamo, accolgono famiglie, accolgono donne e ci raccontano delle storie veramente terribili. Ecco perché è importante parlarne. Non si tratta semplicemente della situazione politica del Venezuela, ma come vedete, diciamo, diciamo, se giri ci sono più di 8 milioni di persone che sono sfollate, di cui che hanno lasciato il paese, molti sono in Venezuela ma molti sono scappati, di cui ne abbiamo circa 150.000 in Italia sono arrivati, perché comunque sappiamo che molti venezuelani erano di origine italiana e quindi sono venuti a cercare aiuto in Italia. E vediamo che i numeri sono, diciamo, terrificanti, 50% esposto alla povertà estrema. Il paese, io diciamo, ho incontrato la direttrice di Caritas Venezuela proprio un mese fa e ci diceva che la situazione in questo momento è totalmente congelata, in attesa di capire cosa succederà, perché a gennaio ci sarà la decisione della Corte Suprema se riconoscere o meno il governo di Maduro. Praticamente la gente è chiusa nelle case, non circola, i negozi sono chiusi, l'economia non si sta muovendo, quindi la gente non ha da mangiare. Molta gente che era scappata all'estero è rientrata perché sperava che le opposizioni potessero vincere, in realtà sono rimasti bloccati. Quindi abbiamo veramente milioni di persone e diciamo, il governo ha appena approvato una legge che vieta alle ONG, soprattutto straniere, di operare. Quindi in questo momento c'è la Caritas. La Caritas veramente arriva attraverso la Chiesa, attraverso le parrocchie, arriva ovunque. Ma è una situazione drammatica. Se vedete qui, vedete poi, attraverso, non so se riuscite a vedere, comunque era per farvi vedere che molti sono scappati e dove sono andati? In Colombia, dove sono andati? In Ecuador, e da lì poi cercano di arrivare nel Nord America. Ma, diciamo, gira? Sono tanti, non sono solo i colombiani, ma come vedete c'è una crisi della mobilità umana in America che è spaventosa, perché masse umane che si muovono in paesi che sono tutti in difficoltà. La Colombia avevano firmato gli accordi di pace, il primo ministro, il presidente aveva avuto anche il Nobel per la pace. In realtà c'è una guerra tra gang spaventose, la violenza sta scoppiando. Il direttore della Caritas Colombia sta segnalando una grave tensione, una situazione veramente molto grave di tensione tra comunità e la violenza si respira nelle strade. In Ecuador, avete sentito, c'è stato tutto il tema dei narcotrafficanti, quindi diciamo, il traffico di droga, le tensioni, le armi ha determinato quindi una situazione esplosiva dove ci sono migliaia e migliaia di persone che si muovono, ma la cosa più terribile è qui. Io questo non lo sapevo neanche io. Quando poi mi è stato chiesto di seguire l'America Latina, che ho cominciato a incontrare anche un po' di persone, ho incontrato questa suora, mi ha fatto vedere delle immagini, la famosa rotta del Darién, sembra di cadere nell'inferno. La rotta del Darién è una giungla, mi hanno spiegato, molto pericolosa, è un imbuto, e migliaia di persone passano. Soltanto nel 2023 500.000 persone hanno attraversato questa giungla e nel 2024 è previsto 800.000 persone. Sono numeri enormi, però ci sono migliaia di persone, la maggior parte delle quali, per nostra sfortuna, sono donne e bambini. E quindi la preoccupazione, diciamo, aumenta, perché uno dei fenomeni più gravi è quella della tratta delle donne, la violenza che sta aumentando a dismisura. Molte, diciamo, donne che arrivano a Panama
ci raccontano situazioni di gravi violenza. Vengono, diciamo, in questo imbuto ci sono gang criminali che, diciamo, controllano il traffico e che vendano le persone, per cui è una situazione veramente drammatica. E ve l'ho messa qui perché per me è paragonabile a una guerra, nel senso che dobbiamo affrontarla come se fosse una guerra. E come vedete, questo sono un po', diciamo, l'OCHA, che è l'organizzazione che gestisce anche e che pubblica anche i bisogni, diciamo, delle umanitari, di che cosa hanno bisogno queste popolazioni e di quante risorse c'è bisogno. E come vedete gli appelli che lanciano, se guardate poi nella percentuale, sono coperti al 2, al 4, al 25, al 40%, ben lontano da quello di cui loro avrebbero bisogno. Quindi c'è un disperato bisogno di. Nonostante questo c'è una grande mobilitazione di Caritas che lavorano come vedete su vari fronti. Ve l'ho lasciato in spagnolo, ma penso che sia comprensibile, sul tema della sicurezza alimentare, la salute, la nutrizione, la mobilità umana, la comunicazione e gli strumenti di vita. Ma passiamo a un altro paese, anche questo era sui telegiornali forse qualche mese fa, ma Haiti, nonostante, diciamo, il grande terremoto, un altro terremoto, ma quello che adesso in questo momento sconvolge il paese è il fatto che non c'è più un governo. Praticamente ci sono delle gang che si combattono tra di loro e la gente scappa, non sa dove andare, la gente è totalmente in balia perché la stessa polizia è corrotta. E l'ultima cosa l'altro giorno eravamo al telefono con la direttrice della Caritas della Repubblica Dominicana. Il posto peggiore per loro è arrivare in frontiera, perché la Repubblica Dominicana non li vuole, perché giustamente dice poi, diciamo, la violenza arriva anche qua, per cui sono persone che non hanno documenti, sono nessuno, cioè non sono più nessuno. E penso che per un uomo, una donna, diciamo, sia la cosa peggiore, no? Non avere più un riconoscimento, non esistere. Ecco, le persone che sono in frontiera nella Repubblica Dominicana non esistono perché nessuno le vuole. Se riescono, erano riuscite a scappare, c'è stata la legge che aveva promulgato Biden che dava una facilitazione di visti e quindi ha permesso a molti haitiani di arrivare lì, ma diciamo, tanti sono ancora lì, tant'è vero che ci sono più di 700.000 sfollati, di cui, come vedete, la metà sono bambini. Vi ho messo due numeri tanto per dire quanto è grave la situazione, ma diciamo, più di 5 milioni hanno bisogno di assistenza alimentare, abbiamo visto gli sfollati, ci sono i morti, quindi una situazione veramente drammatica. E anche qui c'è un lavoro non solo di Caritas Italiana, ma della rete Caritas, quindi dell'importanza, diciamo, del fatto che come comunità siamo insieme per cercare di alleviare, perlomeno di rispondere a qualche bisogno. Vado veloce, mi scuso perché per l'ora forse. Passiamo dall'altra parte, quindi lasciamo l'America Latina, abbiamo toccato soltanto una punta e vi faccio volare in Asia. In Asia abbiamo segnalato solo 2 crisi, in realtà di crisi ce ne sono tante, ma queste sono anche queste le più gravi. Arriviamo in Myanmar. Quanti di voi hanno sentito parlare del Myanmar recentemente? Nessuno, perché praticamente non se ne parla più. Qualcuno si ricorda quando il 1° febbraio del 2021, a me sembrava ieri, in realtà sono già passati praticamente 3 anni, no? E quando c'è stato il colpo di Stato che portò i militari nuovamente al potere e l'arresto del premio Nobel Aung San Suu Kyi, non riesco mai a pronunziarlo, no? E la situazione è, adesso c'è la guerra aperta, è un conflitto violentissimo, secondo gli indicatori dei vari istituti di statistica è uno dei più violenti al mondo e essendo privo dell'attenzione internazionale a volte i riflettori servono proprio per evitare alcune, diciamo, il peggioramento della situazione, praticamente succede di tutto e nessuno ne parla. Quindi in questo momento ci sono territori completamente in mano ai militari, ma anche tanti territori in mano ai ribelli. Il bilancio è di circa 50.000 vittime e sono più di 2 milioni di sfollati.
ed è un conflitto che sta affamando il paese. Era già un paese povero, molto povero, in qualche maniera si era un pochino risollevato con la giunta militare, la chiusura dei commerci, le sanzioni, in pratica praticamente è difficile arrivare. C'è una Caritas Myanmar che sta cercando di fare il lavoro, ma fa molta fatica ad arrivare perché ci sono i blocchi e i blocchi non permettono gli aiuti, un po' come Gaza. E quindi diventa molto difficile arrivare nelle campagne, perché poi è un paese contadino, vive prevalentemente di agricoltura, quindi bisogna arrivare nei villaggi, e per arrivare nei villaggi è molto lontano. Le famose aree interne, sì. E poi ci sono gli interessi economici. Tutti questi paesi, in Venezuela c'è il petrolio, in Colombia c'è la droga, c'è l'oro. Qui abbiamo tutto il commercio, questa è la rotta commerciale che ha sviluppato la Cina per arrivare al porto, quindi ha bisogno e si è alleata con la giunta militare perché ha bisogno del controllo di questa rotta alternativa per le forniture di petrolio dal Golfo Persico. Ecco perché diciamo, la giunta militare non cade, perché comunque è tenuta in piedi per interessi economici. Dentro questa crisi c'è la crisi dei Rohingya. Nel 2017, non so se vi ricordate, c'era stata la grande migrazione dei Rohingya, 700.000 uomini, adesso sono più o meno 1 milione, che sono tutti concentrati al confine del Myanmar, in Bangladesh, in un campo che accoglie più di 1 milione di persone. Noi quando pensiamo ai nostri centri di accoglienza dei migranti, che ci spaventiamo, no? Parliamo di numeri, forse io non sono molto esperta, 200, 300 persone, no? Qui c'è 1 milione di persone. Naturalmente non hanno i container, hanno delle casupole, spesso hanno delle cose fatte con le frasche e legno, e lì vivono dal 2017 perché diciamo, non possono avere la cittadinanza birmana, quindi non ce l'hanno dal 1982, non possono muoversi, quindi né in Myanmar né in Bangladesh, e non hanno diritto alla proprietà privata. Quindi in pratica sono la popolazione apolide del mondo. Cioè praticamente sono anche loro nessuno. Io adesso riguardando, anche in funzione diciamo, anche della serata di oggi, sono andata a riguardare gli ultimi dati e sono rimasta sconvolta. Perché pensare a tutta questa gente che non si può muovere, cioè non puoi, noi tutti, perlomeno diciamo, avendo figli, nipoti, no? Pensiamo al futuro della prossima generazione, con questi difficilmente perché non hanno strumenti. Le agenzie umanitarie hanno richiesto più o meno 800 milioni di dollari per assistere queste persone, naturalmente anche questo appello è rimasto praticamente non finanziato, quindi senza risorse. Nonostante questo c'è una Caritas, una chiesa molto attiva, una Caritas molto attiva, che ha tutta una serie di attività che sta cercando di portare avanti, tra cui leggevo i nostri colleghi, tra cui Beppe Pedronne, che è proprio di queste zone, è appena stato a Bangkok a incontrare la Caritas del Myanmar, e uno dei lavori che fanno, secondo me molto importante, è proprio quello di andarsi a cercare tutte le comunità di villaggio e le piccole organizzazioni e sostenere queste organizzazioni, quindi non tanto andare con centinaia di operatori, anche perché è difficile farlo, ma provare ad arrivare alle comunità più lontane per cercare di dare una mano. Questo sempre per dirvi, non guardiamo tutto nero, ma c'è sempre una goccia di speranza. E l'ultima delle crisi, poi diciamo, è l'Afghanistan. L'Afghanistan voi lo conoscete perché so che avete accolto delle famiglie che sono arrivate con i corridoi umanitari, no? Ecco, Se tutti lo sanno, lo raccontiamo. Ecco, l'Afghanistan, abbiamo visto, se vi ricordate, ad agosto c'era stata quella tragedia immane all'aeroporto, no? La città che scappava. Abbiamo abbandonato questo paese dopo tanti tentativi per cercare di dare una mano, in realtà praticamente sono rimasti soli. 40 anni di guerra queste persone hanno vissuto, poi sono 40 anni da quando c'è stata l'invasione praticamente della Russia, vivono in guerra e dopo il ritiro delle forze diciamo, internazionali praticamente sono in balia dell'onda.
chi è riuscito a scappare, molti sono quelli che sono scappati, vedete i numeri, circa 5 milioni sono scappati all'estero, principalmente sono in Pakistan e in Iran, però con grandi fatiche, con grandi dolori, e quelli che riescono spesso sono ragazzi giovani, perché diciamo, di 16-17 anni, la forza della volontà, riescono ad arrivare poi attraverso la rotta balcanica. Molti arrivano, io mi ricordo incontrai una volta in Macedonia una signora con 4 bambini e veniva dall'Afghanistan. Non so come sia arrivata lì, me lo ridomando tutti i giorni, perché sono passati anni, ma ancora mi domando come abbia trovato la forza e il coraggio di camminare così tanto per arrivare fino a lì, perché sono paesi per noi, li vediamo lontanissimi, in realtà sono dietro l'angolo. E questi sono i numeri, anche qui dei numeri disperanti, perché lì veramente la fame è immensa, ma non è soltanto il fatto che non ci sono risorse, ma c'è lo sfollamento, ci sono le mine, non possono muoversi, le donne purtroppo non sono autonome, c'è il rischio di violenza, ci sono bisogni legati alla salute mentale, quindi c'è praticamente una sommatoria di elementi che rendono questo paese completamente allo sbando. Nonostante questo ci sono dei segni di luce. Qui vi ho messo questa slide, tutti sappiamo che le ragazze non possono studiare, sono state tolte dalla scuola. Nonostante ciò, qualche mese fa è venuto un sacerdote gesuita in Caritas, che noi sosteniamo, e c'è una rete di sacerdoti gesuiti, insomma, è una cosa che mi ha proprio illuminato il cuore, devo dire, che stanno sostenendo queste altre 2 associazioni e hanno in maniera sotterranea avviato un percorso di studio che coinvolge tantissimi ragazzi, bambini e anche tante ragazze, corsi di formazione, anche diciamo, che vanno diciamo, il corso per il computer e la lingua, ma addirittura all'università. Quando ci ha incontrato aveva queste 5 ragazze che frequentavano l'università che loro hanno, se non ricordo male, in India, però per poterlo frequentare, visto che non hanno internet, visto che lo devono fare di nascosto, c'era tutto un traffico di pennine che giravano, perché attraverso queste pennine queste ragazze potevano in luoghi nascosti, protetti, seguire i corsi, sostenevano gli esami e queste pennine tornavano indietro con gli esami sostenuti. Quindi come l'umanità può trovare, no, una modalità per poter sopravvivere e sopravvivere bene. Io penso che questo per me sia stato veramente un insegnamento e stanno andando avanti. Ci hanno mandato adesso un rapporto di tutti i corsi che stanno facendo, noi li stiamo sostenendo e penso che sia un'esperienza veramente. Ne possiamo parlare poco, ecco, non dovremmo parlare poco perché sono cose che in teoria sono abbastanza, devono essere protette. E poi abbiamo l'esperienza dei corridoi umanitari, lavorativi, universitari, un'esperienza che nata diciamo, grazie al sostegno della conferenza episcopale, che ha portato non numeri altissimi, parliamo di circa 300 persone, ultimamente dall'Afghanistan abbiamo portato 190 persone, quindi non sono numeri molto grandi, ma ci ricordava anche il nostro direttore, è una questione di civiltà, è una questione di futuro, è una questione di umanità, cioè far venire queste persone non attraverso il mare, non attraverso le 1000 sofferenze che possono affrontare per poter scappare da situazioni drammatiche, ma arrivare e poterle aiutare dal posto dove sono e facilitando e arrivando qui in maniera regolare attraverso un aereo ed essere accolti da delle famiglie, delle comunità. Pensiamo che sia una delle esperienze più belle. Leggevo in un documento dell'Unione Europea, è stato diciamo, portato ad esempio come una delle novità forse più belle degli ultimi anni, perché è una modalità, è un'opera segno, noi la vogliamo chiamare un'opera segno, cioè voler comunicare all'Europa che la gestione dell'immigrazione può essere fatta anche in maniera diversa. Chiudo. Che fare? Quali sono le questioni all'ordine del giorno? Perché diciamo, parliamo di queste crisi? Innanzitutto è una questione di aiuti, la disponibilità di fondi. Come vedete
da una parte abbiamo le persone che hanno bisogno di aiuto e i bisogni, 47 bilioni di dollari, però come vedete non sono per noi una grande cifra certamente, in realtà sono molto meno dei 2,4 trilioni di dollari che vengono spesi per le spese militari. Se le compariamo alle spese che vengono sostenute, se vediamo tutto il tema dei profitti del sistema finanziario, niente a paragone di quello che ci sarebbe bisogno. Quindi in realtà i fondi ci sono, ma vengono utilizzati per altre cose. E se vediamo questo grafico, la linea blu rappresenta i bisogni, la linea rossa è quello che noi riusciamo a raggiungere. Quel pezzo che sta in mezzo significano persone. Sono persone che non riescono ad avere nulla, che possono morire di fame perché non gli arriva assolutamente nulla. Quindi è un grafico, ma è un grafico secondo me che parla. E poi abbiamo l'aiuto allo sviluppo, perché voi sapete che la cooperazione è formata da aiuti umanitari, cioè quello che noi riusciamo a portare quando c'è la crisi, ma poi il grosso del lavoro è quando noi invece investiamo tempo ed energie per cercare di aiutare queste popolazioni a cambiare la situazione del proprio paese. E anche lì qual è il problema? Il problema è che da una parte le risorse stanno diminuendo e dall'altra le risorse vengono utilizzate per altro. Questo è un grafico che fa vedere come praticamente ci sono due grosse questioni. Da una parte molti dei fondi che dovrebbero andare alla cooperazione e allo sviluppo vengono utilizzati per l'accoglienza di migranti. Quindi dice, da una parte ci dicono dobbiamo andarli ad aiutare a casa loro, uno slogan che noi non amiamo molto, però è quanto si sente normalmente nella bocca di tanti. In realtà a queste persone gli arriva poco, perché molto lo stiamo spendendo qui in Italia, in Europa, perché non è un fenomeno solo italiano, per accogliere i migranti. E dall'altra poi il fatto che, non stavo guardando le mie note, e il fatto che poi sta naturalmente diminuendo, ma soprattutto viene utilizzato dai governi per raggiungere i propri interessi strategici. Se noi pensiamo al piano Mattei, tutti l'abbiamo sentito, abbiamo visto, in realtà che cos'è questo piano Mattei? E semplicemente, per carità, potrebbe diventare anche qualcosa di positivo. Al momento è solo un grande contenitore e quello che noi percepiamo che possa diventare è essere uno strumento per andarci a cercare le risorse, le materie prime di cui abbiamo bisogno. Quindi lo sviluppo utilizzato, finalizzato per strumenti di politica estera. Quindi non ci andiamo a cercare i più poveri, non ci andiamo a cercare quelle situazioni dove in realtà si potrebbe fare qualcosa, ma andiamo a cercare di aiutare quei paesi o quei governi, vi ricordate la crisi del Sahel, che potrebbero poi offrire un tornaconto a coloro che, agli stati che utilizzano questo aiuto allo sviluppo. Come vedete l'Italia non è da meno. L'Italia ha fornito 6 miliardi di dollari degli aiuti allo sviluppo nel 2023, pari allo 0,27. Peccato che l'Italia ha sottoscritto accordi e ha preso impegni a livello internazionale di raggiungere lo 0,7. Non solo non l'ha mai raggiunto, ma stiamo riducendo addirittura gli aiuti che dovremmo dare. Quindi c'è stata una diminuzione più o meno del 15%. E un terzo dell'aiuto serve per far fronte ai costi di accoglienza dei migranti. Quindi stanno riducendo, non rispettiamo gli impegni che prendiamo e in più un terzo di questi li usiamo in Italia. Cosa si può fare? Ci sono tante organizzazioni, tra cui anche Caritas Italiana, che ha lanciato la campagna 070. Se andate sul sito della campagna ci sono tante idee anche proposte da portare avanti, perché dobbiamo premere il governo per aumentare le risorse in via di sviluppo. Altro tema è le armi. Quindi da una parte diminuiamo i soldi, dall'altra aumentiamo i soldi, ci stiamo riarmando, ci stiamo drammaticamente riarmando.
Si registra un aumento di 2.400 miliardi, ma leggevo alcune cifre che mi hanno spaventato. A parte la Russia che ha aumentato del 57%, ma anche gli Stati Uniti addirittura raggiunge il 4% del PIL e spende il doppio di quello che spendono 30 paesi alleati della NATO. Sono aumentate addirittura la spesa per gli arsenali nucleari, che quando ci pensiamo ma siamo impazziti, eppure sono aumentati gli arsenali nucleari. E pensiamo, e qui c'è tutta la spirale reazione dilemma della sicurezza, stiamo aumentando le risorse diciamo, per le armi perché pensiamo di essere più sicuri, cresce la violenza, crescono le armi perché siamo più sicuri. In realtà è una spirale che si sta creando e che sta preoccupando tutti, nel senso che stiamo veramente, diciamo, quando sentivamo prima Monsignor Marcuzzi, ma il Papa che ci dice fermatevi, proprio questo, se pensate che c'è stato un aumento di 200 miliardi che è pari all'aiuto allo sviluppo, un aumento, non nel totale, il totale è quell'altra cifra lassù. Per cui come si fa a ridurre diciamo, la violenza se facciamo circolare sempre più armi? E la cosa drammatica è, diciamo, gira pure, sappiamo bene, adesso queste sono due delle campagne che trovate anche diciamo, tra le varie ONG che stanno lavorando per cercare di sensibilizzarci nel dirci dobbiamo fermarci, è perché da una parte sono state scoperte che in Sudan, dove avete visto i numeri, stanno arrivando armi da tutte le parti, anche dall'Europa, perché poi nei giri che fanno i mercanti d'armi arrivano lì, e il Sudan hanno trovato quindi un grande quantitativo di armi che stanno arrivando all'Unione Europea. Lo stesso sta succedendo per Israele. Questa è una notizia di questa nave che ha girato e che adesso è arrivata in Montenegro e Slovenia. La Namibia non ha voluto che diciamo, attraccasse nei porti del proprio paese ed è piena di armi che è destinata a Israele. Adesso sta diciamo, nei porti di Montenegro e si sta cercando di capire come farà a far arrivare le armi. Quindi le armi circolano, si muovono e arrivano. Noi abbiamo diciamo, sottoscritto, sono 10 anni, c'è stata adesso ad agosto la 10ª conferenza degli Stati parti del trattato, questo ATT, del commercio delle armi, ed era un trattato che riprendeva un po' la nostra legge 185 che diciamo, obbligava gli Stati a controllare il commercio delle armi. E diciamo, nonostante diciamo, questo trattato in realtà si sta camminando all'indietro, tant'è vero che in Italia diciamo, proprio in quest'anno si sta rivedendo la legge 185 che diciamo, 30 anni è stata una legge all'avanguardia diciamo, rispetto anche a tanti altri paesi europei. A febbraio c'è passata la prima modifica al Senato, c'è una campagna in corso per evitare che venga definita, poi diciamo, passi alla Camera, per non diciamo, ridurre la portata di questa legge che obbliga lo Stato a dichiarare dove invia le armi. Questo per noi è importantissimo perché significa diciamo, controllare lo smercio di armi e quindi in qualche maniera contribuire a ridurre l'incidenza dei conflitti. Eppure la stanno modificando e, diciamo, e se ne parla molto poco. Abbiamo visto quindi, questa è la guerra, io ho preso questa fotografia perché l'Ucraina poi ci dice molto, ora vediamo la Siria, però anche la guerra in Ucraina, mi occupo poi specificatamente dell'Ucraina e devo dire questa fotografia rispecchia molto il sentimento delle persone quando uno va là. E quando si dice, io ho ripreso le frasi di Fratelli Tutti, quando dice per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi e penso che come sempre il Papa è profetico e bisogna veramente riprenderlo. Io lo utilizzo e consiglio molto anche diciamo, ai miei nipoti, ai ragazzi, anche a coloro che stanno lontano, diciamo, un po'
dal nostro mondo, perché in realtà quello che lui dice è praticamente, diciamo, deve essere universale. E cosa possiamo fare noi quindi rispetto a quanto abbiamo detto? Possiamo organizzare incontri di sensibilizzazione, dobbiamo capire quali sono le connessioni con la nostra realtà quotidiana, perché se noi alziamo lo sguardo, guardiamo il mondo e riusciamo a riprodurre e dire ma quello che sta succedendo qui e facciamo vedere ai nostri vicini quali sono le connessioni, forse questo è lo sforzo che dobbiamo fare, perché è complesso, è difficile, ma dobbiamo sforzarci in questo, probabilmente riusciamo a sensibilizzare maggiormente le nostre comunità a vigilare, no? Ad essere attenti. Bisogna informare sui processi internazionali, queste campagne, la modifica della legge, i trattati, il mancato rispetto delle convenzioni. Non si tratta semplicemente di dire avrai una multa o non avrai una sanzione, perché il mancato rispetto del diritto internazionale significa che ogni giorno noi perdiamo un pezzetto di noi stessi. Quello che è successo in Ucraina, per quanto non possiamo dire bianco e nero, non possiamo dire l'uno è cattivo e l'altro è il buono, ma è una violazione del diritto internazionale, che significa che ha garantito la pace e la democrazia fino adesso nell'Europa. Il venire meno significa che noi stiamo camminando verso la guerra. E naturalmente valorizzare gli aspetti della dottrina sociale. Io qui ho riportato, giusto due frasi, ho ripreso due frasi di Fratelli Tutti, ma soprattutto il messaggio del cardinale Pizzaballa, che ha proprio rilanciato questo l'anno scorso. Ci vuole coraggio per essere capaci di chiedere giustizia senza spargere odio, un po' le parole che ci sentivamo prima. Ci vuole coraggio per domandare misericordia, rifiutare l'oppressione, promuovere un'uguaglianza senza pretendere l'uniformità, mantenendosi liberi. Penso che siano parole veramente profetiche. Siete stanchi, quindi non ve lo leggo, vi consiglio la lettura, non so se un pezzetto. Tra poco inizia l'anno santo, no? Il 24 dicembre. Praticamente si apre la porta santa e naturalmente c'è la bolla di indizione del giubileo ordinario, e ho trovato queste parole proprio in vista di questo incontro, secondo me illuminante, perché lui dice dobbiamo avere speranza, no? È dovere permanente della Chiesa scrutare i segni dei tempi ed interpretarli alla luce del Vangelo, così che in modo adatto a ciascuna generazione possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni. È necessario porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo per non cadere nella tentazione di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza. Ma i segni dei tempi, bisognoso della presenza salvifica di Dio, chiedono di essere trasformati in segni di speranza. Il primo segno di speranza si traduca in pace per il mondo, che ancora una volta si trova immerso nella tragedia della guerra. E quindi lui dice: il prossimo giubileo sarà un anno santo caratterizzato dalla speranza che non tramonta. Dio ci aiuti a ritrovare la fiducia necessaria. Penso che siano proprio per non lasciarvi con la tristezza negli occhi per tutte le tragedie che abbiamo visto, però forse noi siamo dei segni di speranza e dobbiamo portarli avanti, abbiamo il compito in visto anche dell'anno santo. Grazie. Grazie Laura. Il nostro vescovo, tu non lo sai, non puoi saperlo, ma il nostro vescovo ha copiato un po' queste intuizioni di Papa Francesco nell'indirizzarci la lettera pastorale di quest'anno, Seminare la Speranza, e ci chiedeva proprio di passare dal sogno ai segni, e quindi anche la carità diventa uno di questi segni concreti che alimenta in noi la speranza. Noi l'abbiamo visto nei bisogni che ci sono all'interno di questo panorama internazionale, abbiamo sentito l'intreccio che c'è per esempio nel mondo della geopolitica, su tutte quelle che possono essere le questioni oggi aperte, che come controaltare hanno un intreccio di povertà che si manifestano nel mondo, quindi tu ci hai fatto proprio vedere bene anche questa povertà che è frutto della guerra, frutto dell'ingiustizia, frutto dello sfruttamento, che è ovunque nel mondo e non soltanto dove sentiamo essere raccontata
dai giornali ogni giorno, no? Ecco, dentro questi segni il Giubileo, qui in Diocesi da noi, ci proporrà di andare a visitare alcune opere di carità, tanto per dirci che l'ottimo è nemico del bene intanto, quindi senza aspettare che tutto sia ottimo, già possiamo costruire dal nostro piccolo relazioni di pace, sconfiggere l'ingiustizia, far vedere una relazione diversa possibile. Poi certo, da goccia a goccia possiamo arrivare anche verso situazioni internazionali. Colgo un po' la palla al balzo rispetto a quello che accennavi tu, Laura, nell'intervento che hai fatto, raccontando un po' quello che Caritas Diocesana qui nel territorio cerca di fare rispetto a questi temi, che poi si fanno tante cose ma magari non sempre si ha il modo di raccontarle. C'era il nostro vecchio direttore del settimanale diocesano che diceva che non basta soltanto saper fare, ma bisogna anche far sapere, perché è vero che il bene è concreto ed è reale, ma è anche vero che raccontare il bene suscita altro bene. Ecco, qui da noi Laura si occupa, dicevo all'inizio, del settore mondialità. Tra l'altro la prossima settimana proprio a Roma con la Caritas italiana c'è un momento anche di confronto fra tutte le Caritas diocesane a livello nazionale. E anche la nostra diocesi, la nostra Caritas, si occupa della dimensione della mondialità. Siamo aperti in diversi fronti, sapete, dei campi estivi che si fanno con i ragazzi in Bosnia, la scuola di pace, il senso di una sfida, di una cultura che cresce nel confronto tra culture e non nella contrapposizione. Quest'estate abbiamo aperto la collaborazione con la Turchia, eravamo a Smirne, dove abbiamo potuto incontrare profughi provenienti dall'Afghanistan, a proposito di quello che ci è stato raccontato questa sera. Insieme all'ufficio missionario e alla pastorale sociale abbiamo una collaborazione con la Colombia, un altro dei temi che sono stati affrontati stasera, dove stiamo sostenendo la costruzione di un centro di pensamento, un luogo culturale in cui far dialogare Vangelo e cultura amazzonica, anche qui in una sfida culturale di far crescere una comunità non investendo sulle armi o su quelli che sono gli interessi, ricordate le parole di prima di Monsignor Marcuzzo, ma su una crescita di una cultura che crei alleanze tra quella cultura che precede, alleanze con il Vangelo, alleanze dentro la popolazione che lì è particolarmente frammentata in diverse categorie. Ma ancora, diceva prima Laura, parlava dell'esperienza dei corridoi umanitari. Con Caritas Italiana, noi qui a Vittorio Veneto abbiamo accolto in momenti diversi 2 nuclei familiari provenienti dall'Ucraina. Abbiamo qui attualmente ospiti da noi, dall'Afghanistan. Dall'Afghanistan, sì, dopo i profughi ucraini sappiamo, ne abbiamo accolti anche territorialmente. 2 famiglie di profughi provenienti dall'Afghanistan, sono 10 oggi le persone che stiamo ospitando nelle strutture di Caritas. Allora c'è sotto traccia effettivamente un panorama mondiale che si sviluppa nelle coordinate che ci sono state raccontate, ma c'è anche una realtà territoriale qui nel nostro piccolo che cerca di restare non chiusa in se stessa ma aperta al mondo. È proprio in questa sinergia particolare, universale, impegno e anche racconto che si crea un po' una cultura che cerca di vincere l'ingiustizia e cerca di essere promotrice di pace. Una pace che viene costruita qui nel nostro piccolo, ma una pace, grazie a questa dimensione della mondialità, capace di guardare al mondo e ai problemi del mondo, per riflettere quello che accade a livello universale, ma cercare di dare il proprio contributo per passare dal sogno della pace al segno concreto di una carità in atto. Vedo che c'è anche Monsignor Marcuzzo che è ancora collegato con noi, grazie di essere stato presente. Non so se c'è qualcuno che ha qualche riflessione, che vuole intervenire qui tra i presenti, o anche porre una domanda, o anche porre l'accento su alcune dimensioni che possono essere state toccate e non magari approfondite, oppure se ci sono delle sottolineature che volete condividere. Vedo qualcuno che si muove, ma non penso voglia essere un intervento. Monsignor Marcuzzo, un ultimo intervento da parte sua, se vuole un saluto, una raccomandazione, ecco, che le chiederemmo di darci un po' per sostenere anche questa raccolta fondi per Gaza e per il Patriarcato Latino di Gerusalemme che vogliamo avviare, che ci motivi un po', ecco, a spenderci
per questa cultura di pace. San Francesco di Sales diceva: un santo, un uomo buono, è qualcuno che agisce con una tazzina di scienza, con un barile di prudenza e con un oceano di pazienza. Con un po' di pazienza, di dialogo, certamente si possono fare tante cose. Non so dove, ma è stato scritto che la guerra comincia dove finisce il dialogo. Naturalmente il dialogo è importante, non soltanto diplomaticamente, anche amministrativamente. Tutto è pazienza, pazienza, pazienza. Grazie, grazie Monsignor Marcuzzo, soprattutto per questa indicazione, una tazzina di scienza, un barile di prudenza, un oceano di pazienza. Ecco, forse è una ricetta da cominciare a vivere, Laura, no? Un ultimo invito che vorresti darci tu per dire un po' dal punto di vista del tuo osservatorio di Caritas Italiana, un suggerimento, una Caritas diocesana, una realtà locale, come poter essere oggi un segno di novità, un segno che combatte un po' l'ingiustizia dentro il nostro contesto territoriale. Penso che già voi siete, come le esperienze che ci hai raccontato, presenti. Ecco, la cosa importante è esserci. Se vogliamo essere segni di speranza dobbiamo informarci, dobbiamo partecipare, dobbiamo dare anima al bene, perché altrimenti il bene rimane confinato negli angoli e non si fa sentire. Invece dobbiamo in questo momento uscire dalle nostre case, muoverci, quindi aiutare la Caritas diocesana a coinvolgere le comunità, i giovani, perché i giovani sono molto sensibili non è vero che non sono presenti, ci sono e sono molto attenti sui temi dell'ambiente, sui temi della guerra, delle armi, per cui bisogna veramente, è un po' una chiamata, non mi piace dire una chiamata alle armi perché si ricorre, ma proprio una chiamata per dire adesso è il momento di darsi da fare. Per cui non chiudiamoci in noi, non dedichiamoci soltanto al nostro territorio, proviamo a leggere la complessità, perché è un mondo complesso e a volte questo ci mette paura, perché dice ma noi non possiamo fare nulla, invece dobbiamo unirci, perché insieme, quindi la Caritas di Vittorio Veneto insieme alle Caritas che sono nel territorio, unirsi, le comunità parrocchiali, le realtà fuori anche della nostra Chiesa, perché dobbiamo far arrivare il bene, dobbiamo far sentire la nostra voce, e per farla sentire dobbiamo comprendere quello che sta succedendo. È uno slogan, detto in altri termini, che stiamo ripetendo nelle comunità dove stiamo andando a trovare i centri di ascolto: no alla delega. Ognuno può fare la propria parte senza dire tanto fa la Caritas, tanto non è roba mia. Ognuno è chiamato a fare la propria parte. Penso che sia un po' quell'artigianato della pace che Papa Francesco ricorda in Fratelli Tutti, e quel compito che questa sera rinnoviamo come nostra responsabilità personale. Grazie Monsignor Marcuzzo, grazie Laura Stopponi, Caritas Italiana, grazie a chi ci ha seguito. Da oggi riprende il nostro impegno per essere costruttori di pace. Buona serata. Grazie. E buon Natale. E buon Natale, buon Natale.